Buongiorno e ben ritrovati con Ore 13 Salute. Oggi lo vedete anche dal titolo, in sovrimpressione parliamo di diagnosi e cura della diverticolosi collica. Capiremo meglio di che cosa si tratta e cercheremo di capire anche alcuni consigli utili a tutti noi per evitare di andare incontro appunto a questo tipo di patologia. Ringrazio subito e vado a presentarvi il nostro ospite, il dottor Stefano Benvenuti, direttore dell'unità operativa complessa della gastroenterologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno dottore. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, grazie ancora per l'invito. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Vi ricordo anche il nostro numero che è lo 0422 1626 798 per intervenire in diretta e fare delle domande al nostro ospite e magari raccontarci anche una vostra esperienza personale che possa essere spunto per la nostra discussione. Allora dottore, iniziamo subito a parlare di diverticolosi, ma iniziamo proprio dall'ABC. Diverticolosi che deriva da diverticoli. Che cosa sono i diverticoli? I diverticoli sono delle erniazioni della mucosa dell'intestino, del grande intestino, di solito del colon, attraverso dei punti di minor resistenza della parete dove passano i vasi che attraversano la parete intestinale fino al lume per portare il nutrimento. Nel corso degli anni questi punti dove passano i vasi diciamo in qualche modo aprono e consentono per la perdita di forza e di elasticità dei tessuti, consentono l'erniazione della mucosa al di fuori, creando questa malattia che si chiama diverticolosi. Possono essere uno o più diverticoli. È una malattia che compare di solito sopra una certa età. Quindi possono esserci delle persone che hanno diverticoli, possiamo dire che è una conseguenza quasi naturale dell'età che avanza, in qualche modo, possiamo dire così? Diciamo, nelle società avanzate, industrializzate, circa il 60% dei pazienti sopra i 60 anni ha i diverticoli, ma anche un 20-30% nei decenni precedenti. È una malattia molto più diffusa nelle società industriali in quanto il cambiamento specialmente delle abitudini e della dieta hanno portato a ridurre il contenuto in fibre della nostra alimentazione. Questo porta inevitabilmente allo sviluppo di un aumento della pressione intraaddominale, intraviscerale, legata al fatto che le fibre rendono le feci più molli e la pressione intraluminale più bassa. Quindi minore è la pressione intraaddominale, ma minore è il rischio che si formino i diverticoli, per cui le società in via di sviluppo che hanno una dieta molto ricca in fibre sono meno soggette a questo tipo di patologia e le popolazioni che emigrano dalle società meno avanzate alle società avanzate per emigrazioni poi sviluppano con la stessa percentuale la patologia che nelle società che accolgono gli emigrati. Per quello che viene definita malattia del benessere. È una malattia legata a alcuni aspetti del benessere. Soprattutto l'alimentazione Soprattutto non corretta. L'alimentazione. E approfondiremo proprio questo discorso dell'alimentazione più avanti. Cerchiamo di capire come si manifesta questa diverticolosi colica, quali sono i sintomi, i campanelli d'allarme ai quali dobbiamo prestare attenzione e che probabilmente si possono confondere anche con altri disturbi diversi. Certo. Beh, innanzitutto per fortuna la stragrande maggioranza, 3/4, l'80% dei pazienti non sviluppa sintomi, quindi è per gran parte una malattia asintomatica, come diciamo con un termine medico. Circa il 20% della popolazione sviluppa dei sintomi e il sintomo tipico è il dolore, un dolore localizzato nel basso addome a sinistra, in persone che non sono più giovanissime. Sembra un disturbo che può, come dicevo prima, essere facilmente confuso con altre patologie. Ci sono anche altri disturbi che si affiancano? C'è una sindrome, si chiama colon irritabile, che spesso è mima o è simile, ma che è caratterizzata rispetto al dolore da diverticoli per essere rappresentato innanzitutto in una popolazione più giovane, molto spesso di sesso femminile, quindi persone che hanno 20-30 anni,
e che hanno dolori un po' diffusi all'addome, non in un settore specifico dell'addome, e che si associa a forte meteorismo e irregolarità del modo di andare di corpo. Nella diverticolosi questa variabilità della sintomatologia non c'è e tende a essere concentrata come un dolore piuttosto intenso e perdurante nel tempo, che è localizzato in basso a sinistra. Abbiamo parlato di una dieta povera di fibre, un'età che avanza. Ci sono altre cause che possono comportare la formazione della diverticolosi? Le cause però sono tutte in qualche modo associate. Fattori di rischio sono, a parte la dieta povera di fibre, il sovrappeso e l'obesità. Sono fattori di rischio la poca, attività fisica. Sono fattori di rischio le malattie metaboliche, il diabete, l'ipertensione. Come si vede sono tutte malattie dei paesi avanzati dove un certo tipo di comportamento alimentare generale porta, oltre che lo sviluppo di diverticoli, anche a malattie sistemiche. Quindi molto spesso è un paziente sovrappeso che ha, anche patologie metaboliche o vascolari associate. Quindi è quella categoria di malattie lì. Si può parlare anche di un'anomalia congenita in qualche modo quando si parla di questo? Hanno fatto degli studi nei paesi scandinavi e hanno visto che gli gemelli emozigoti, quelli che cioè hanno lo stesso patrimonio genetico, indifferenti rispetto a quelli che hanno invece un tipo di gemelli eterozigoti con patrimonio genetico differente, nei gemelli omozigoti c'è quasi la coincidenza della probabilità di avere diverticoli. Sicuramente la componente genetica che può essere, per esempio, che può causare delle lassità nei tessuti, che può essere un fattore genetico, che si esprime però solo quando ci sono dei fattori aggiuntivi ambientali e comportamentali. Quindi, come spesso avviene in medicina, la genetica per manifestarsi ha bisogno anche dei comportamenti e delle abitudini. Quindi non è solo colpa della genetica, certo. Ci mettiamo un po' anche di noi nel nostro comportamento. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, parla Piero da Zero. Forse lo che spiegavano così non bene per telefono. Sono ospitato. La diverticolosi è ereditaria, si trasmette? Non si trasmette, perché mia povera moglie aveva la diverticolosi. Ho un figlio che adesso ha 47 anni e sono 10-12 anni. Avevo due cognate, si sono ancora vive, avevano lo stesso problema. Come è ereditaria, si trasmette da cosa? Poi ho parlato di gemelli. Mia moglie era gemella, ma la gemella è morta aveva 20 giorni. Non si so, ma è ereditaria, si trasmette com'è? Grazie e buongiorno. Grazie a lei. Ne stavamo parlando. Allora completo il discorso che avevamo accennato prima. Sicuramente c'è una componente genetica. Hanno anche individuati, non l'avevo detto prima, dei geni specifici. Quindi hanno fatto degli studi su quelle persone che hanno una familiarità molto elevata. Certo, oggi dire, a parte la cognata, non è lo stesso patrimonio genetico, una malattia che ha il 60% di prevalenza nella popolazione sopra i 60 anni e che quindi cresce via via all'aumentare degli anni, raggiungendo il 70-l'80%, capite bene come la parte genetica è una piccola parte, la gran parte è il comportamento delle persone. Essendoci questa componente genetica, c'è la possibilità di fare qualche test per capire se si è predisposti a questa patologia? Esiste? Guardi, sempre i test ovviamente si possono fare e hanno dei loro costi e poi si fanno quando vale la pena farli, perché poi non modifica nessun tipo di comportamento o trattamento. Il comportamento alimentare, tra virgolette, virtuoso è quello e il trattamento non cambia in base alla genetica. Io sono, favorevole ai test quando non servono sono un costo. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo a parlare di diverticolosi. A tra poco. Di nuovo
nuovo in diretta con Ore 13 Salute, stiamo parlando di cura, diagnosi della diverticolosi colica. Vi ricordo lo 0422 1626 798 per intervenire in diretta, per porre domanda al nostro ospite, al dottor Stefano Benvenuti, direttore della gastroenterologia dell'ospedale Ca' Foscolo di Treviso. Allora dottore, abbiamo capito che solitamente si manifesta, insorge intorno ai 60 anni. Più uomini, più donne ad essere colpiti da diverticolosi? Allora, vi è una prevalenza maggiore nell'età, nelle manifestazioni precoci sotto i 60 anni, tra i 40 e i 60 anni, nel sesso maschile, mentre vi è per contro una prevalenza sopra i 60 anni nel sesso femminile. Però la malattia è ampiamente diffusa in entrambi i sessi, quindi non è una malattia di genere, è una malattia che colpisce sia uomini che donne, quindi non è una malattia che è specifica di uno dei due sessi. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono Graziella e chiamo da Campalto, Buongiorno. provincia di Venezia. Prego. Vorrei parlare col professore. Sì, prego. Io ho avuto mia figlia a 36 anni, ha avuto tubercolosi. È passata 6 mesi che aveva male qua e dopo le è venuto un gran dolore alla parte sinistra e aveva la perforazione dell'intestino, capito? Questa diverticolosi. Sì. Può capitare? Naturalmente capita, circa il 5% dei pazienti che hanno una diverticolosi sviluppa un'infiammazione acuta, severa, che si chiama diverticolite. Qualora la diverticolite si complica, succede quello che è successo alla figlia della signora, si parla in questo caso di diverticolite acuta complicata con perforazione, perché la complicanza può essere anche con ascessi senza perforazioni. Quindi è una delle manifestazioni che avviene anche come primo episodio acuto in un paziente che non sapeva di avere i diverticoli. Quindi la signora, la figlia, è stata naturalmente sfortunata, sono casi diciamo più rari, ma succedono perché tenendo conto che è una patologia che è così diffusa che dire che il 50-60% della popolazione sopra i 50 anni ce l'ha, vuol dire che è una gran fetta della nostra gente e quindi compaiono anche diciamo, le forme complicate. Vi ricordo che è la causa più frequente di ricovero, questo per una malattia gastrointestinale, non solo in Italia ma nei paesi occidentali. Tra l'altro la figlia della signora ha anche 36 anni, si torna un attimo al discorso di prima, che l'età, i dati dicono che l'età si sta abbassando, proprio per gli stili di vita. L'età si sta abbassando, poi dopo come sempre è difficile mettere insieme abitudini e genetica, quindi in ogni situazione va un po' analizzata caso per caso. Certo che vediamo un abbassarsi dell'età e quindi anche le forme un po' più rare, che sono quelle complicate, si manifestano a tutte le età e non solo nelle età avanzate. Certo, statisticamente le persone a maggior rischio sono le persone a età avanzata, fragili, con polimorbilità. Che significa, dottore, per chi ci guarda a casa? Significano pazienti che sono nelle case di riposo, soffrono di cuore, hanno problemi respiratori, malattie renali e vivono magari in delle comunità come appunto le case di riposo. Quindi questi sono i pazienti a maggior rischio in assoluto. Ecco, allora si avvertono dei sintomi, si va dallo specialista e viene fatta una diagnosi. In che modo? Allora, la maggior parte dei pazienti non presenta un quadro così acuto, è un esordio improvviso, ma inizia ad avere dei dolori nella sede che ho detto prima, cioè nei quadranti bassi a sinistra dell'addome. Quando questo dolore diventa insistente o ricorrente e non ci sono quelle complicazioni che abbiamo visto prima nella signora, si parla di diverticolosi sintomatica. Oggi, quando compaiono sintomi legati alla diverticolosi, diciamo, dobbiamo in qualche modo intervenire forzando i cambiamenti delle abitudini dei pazienti e introducendo anche delle terapie. Farmacologiche in questo caso? Farmacologiche e non solo. Ecco,
La diagnosi esattamente, quali sono gli strumenti, le possibilità per diagnosticare una diverticolosi? Allora, nei pazienti che hanno un esordio doloroso e che magari è associato a cambiamenti dell'alvo, tipico alla stitichezza che si associa spesso alla diverticolosi, la tecnica che dà maggiori risultati per la diagnosi è la colonoscopia. Un tempo si usava di più il crisma opaco, che ha anche una buona sensibilità nel riconoscere i diverticoli. La TAC evidenzia anche i diverticoli con una sensibilità buona, ma non è l'esame principale in questi pazienti, perché in alcune forme di diverticolosi, quelle più severe, si associa un rischio aumentato di tumore del colon, per cui suggeriamo ai pazienti che hanno sintomi sospetti per una diverticolosi di fare una colonoscopia. Quindi diciamo che è possibile, una volta scoperto, di tenerla sotto controllo con i farmaci. Che farmaci sono e che stile di vita poi deve anche adottare chi scopre di avere questa diverticolosi? Allora, il discorso è piuttosto complesso. Qual è il meccanismo che parte da un disturbo legato a un comportamento alimentare che poi genera i sintomi? Noi abbiamo all'interno dell'intestino una flora intestinale che oggi noi chiamiamo microbioma. Il termine migliore, forse è anche bene che anche la popolazione generale impari nuovi termini, perché questo sarà un argomento che in futuro è sempre più importante. Quando queste, modifiche del comportamento alimentare si manifestano nella popolazione, la flora intestinale, il microbioma cambia. Il nostro microbioma è formato da una parte buona che si chiama simbionte e una parte cattiva che si chiama patobionte. Cosa vuol dire? Che l'insieme di questi germi operano sulle nostre funzioni. Vi ricordo che sono centinaia di miliardi, sono, esprimendole in peso, dagli 800 grammi a 1 chilo i batteri che abbiamo nel nostro intestino. Non è poca cosa, è un organismo nell'organismo, noi non vivremmo senza loro e loro non senza di noi. Quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio con la dieta, mangiando fibre e in qualche caso dovendo anche aggiungere degli integratori, chiamiamolo di questo tipo, di tipo biologico, come sono i probiotici, cioè quei prodotti che integrano favorendo lo sviluppo di una flora favorente. Poi dopo ci sono degli antibiotici, diciamo così, ma sono solo topici, che sono più degli eubiotici, cioè regolatori dei fattori della flora intestinale che la regolano in senso favorevole, che si possono associare al comportamento alimentare, all'integrazione con probiotici e fino ad arrivare nelle forme più sintomatiche o complicate all'utilizzo di farmaci veri e propri. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Nadia da Treviso. Sì. Buongiorno anche al dottore. Niente, io volevo chiedere, mio marito soffre di diverticolite. L'ultimo ricovero l'ho avuto a settembre con un ascesso diagnosticato attraverso la TAC. E niente, io volevo chiedere, ma in che modo si formano questi diverticoli? È l'alimentazione o è un fattore, non so neanche definirlo cosa? Grazie signora. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Abbiamo già dato risposta, però ridiamo risposta. Sinteticamente, però, ci fermiamo però, dottore, mi porti pazienza, un attimo di pubblicità e poi diamo la risposta alla signora Nadia, tra pochissimo. Ore 13 Salute, di nuovo in diretta, dobbiamo rispondere alla signora Nadia, parlava del marito con vari episodi di diverticolite, ricovero l'ultimo a settembre,
per un ascesso diagnosticato in TAC, poi andremo anche a capire meglio che cosa si intende per ascesso, e chiedeva appunto da che cosa sono provocate questa diverticolite, questi diverticoli. Ne abbiamo parlato approfonditamente all'inizio, però facciamone ancora un accenno per rispondere alla nostra telespettatrice. La diverticolosi è legata a cambiamenti essenzialmente agli stili di vita di tipo occidentale, con una forte riduzione del consumo di fibre. Per quanto riguarda poi il processo infiammatorio e poi infettivo, in questo caso si tratta addirittura di oltreinfiammazione ma verso l'infezione, sono legati alla flora batterica che modula i processi infiammatori. Le fibre cambiano la flora batterica, aumenta la flora batterica proinfiammatoria. Quando cominciano i microprocessi infiammatori hai i sintomi. Quando questi processi si infettano, queste infiammazioni diventano infezioni, si possono avere delle microperforazioni e delle raccolte ascessuali oppure delle macroperforazioni, quindi con peritonite. I piccoli ascessi, specialmente intorno alla parete intestinale, si riescono a trattare conservativamente, cioè con riposo intestinale e antibiotici. Certo, poi bisogna valutare quanti episodi il paziente ha avuto, che situazione ha il paziente e se fare tutt'al più un intervento successivamente in elezione, perché l'intervento in elezione è più, ha successi maggiori, specialmente nel riuscire a confezionare una anastomosi termino-terminale, cioè a attaccare le due parti dell'intestino, evitare quello che comunemente noi sappiamo essere il sacchetto, che può essere temporaneo, ma qualche volta nelle persone anziane resta definitivo. Quindi le due complicanze sono solo due, poi adesso me lo dirà lei, l'ascesso o la perforazione. Ci sono anche altri tipi di complicanze, che differenza c'è tra l'una e l'altra? Allora, l'ascesso si forma di solito quando il diverticolo, che ha una forma come un sacchetto, ha delle microperforazioni. Allora l'apertura del materiale biologico contenuto nell'intestino porta a un'infezione che si raccoglie e forma una raccolta come di pus, che se è piccola di 2-3 centimetri può rimanere lì e riassorbirsi spontaneamente. Ci sono anche delle tecniche attraverso cui attraverso dei sondini si possono drenare questi ascessi. Certo, quando la perforazione vuol dire la rottura del diverticolo, la fuoriuscita di materiale fecale dentro l'addome libero, è difficile che se la riesca a portare a casa senza un intervento chirurgico, perché si sviluppa sempre una peritonite anche molto, molto grave. In tal caso bisogna intervenire precocemente per recidere ovviamente la zona tagliata, rotta del diverticolo e, se è possibile, riconfezionare una continuità intestinale o rinviarla successivamente. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Pronto? Vorrei fare una domanda al dottore. Prego. Niente, mi sono una che soffre di diverticolite. L'ultimo ricovero l'ho fatto 2 anni fa e adesso sto seguendo una cura. È passato i 2 anni che mi avevano dato, voglio chiedere se continuare o meno o se cambiare medicina. Vuole fare una domanda alla signora per capire meglio, dottore? O no, penso di riuscire. Grazie alla nostra telespettatrice, prego, dottore. Allora, innanzitutto vorrei fare un chiarimento su come si diagnostica una diverticolite, che al contrario dei diverticoli che si diagnosticano con una colonoscopia, di solito nella fase acuta si fa un TAC, perché si vede una parete molto espessita, che di solito è una parete di pochi millimetri, che diventa anche di 1 centimetro, e poi se ci sono ascessi o perforazioni. Come si cura? L'abbiamo già detto, con la dieta, con i probiotici e con degli eubiotici che noi chiamiamo antibiotici intestinali, per farci capire dalla gente che sono dei modulatori della flora intestinale, cioè del microbioma, cercando di favorire quella flora che è favorente contro quella sfavorente. È spesso un compito complesso che richiede tempo, per cui giustamente il medico della signora ha protratto probabilmente questa terapia per un paio d'anni. In linea di massima ha fatto bene. Noi studi scientifici in cui, come sapete, di solito si fermano a 6 mesi, 1 anno, ci sono poche terapie che vengono sperimentate per 4 o 5 anni. Certo, se il paziente ha avuto diversi episodi,
io credo che è un buon suggerimento continuare nella terapia, perché la terapia conservativa è ancora da preferire se è percorribile. Abbiamo un altro telespettatore in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Ennio da Castelfranco Veneto. Buongiorno. Volevo chiedere, celiachia o intolleranza al glutine? Può essere una causa? Buongiorno, grazie. Grazie, arrivederci. Non vi è correlazione tra le due patologie, sono due patologie distinte con meccanismi diversi, una è una patologia autoimmunitaria scatenata dal consumo del glutine, l'altra è una malattia moderna legata a disabitudini alimentari. Perché la perforazione può essere pericolosa, dottore? Beh, innanzitutto perché la perforazione si associa quando è grande, macroscopica, non quando è una microperforazione, con una peritonite. La peritonite è un'infezione delle membrane che rivolgono l'addome, che è controllabile con l'atto chirurgico e con la terapia antibiotica, ma ha sempre una sua mortalità. Quindi questo tipo di complicanza purtroppo, specialmente nelle persone che partono già sfavorite per condizioni di salute e per età, può avere degli effetti anche letali. Abbiamo capito che la diverticolite si cerca il più possibile di tenerla sotto controllo con farmaci, con una dieta particolare. Si cerca di rimandare, diciamo così, non è il termine medico più corretto, però l'intervento chirurgico. Però può diventare necessario intervenire chirurgicamente ad un certo punto. Quando? Allora, innanzitutto vi do una dimensione del problema. Su 100 pazienti che hanno avuto un episodio di diverticolite, solo 20 ne ha uno nei prossimi 10 anni. Quindi capite la proporzione, operare 100 pazienti dove il beneficio ne hanno 20 è sempre un problema, perché comunque la chirurgia non è mai senza complicanze, perché è una chirurgia, come vi ho già detto, che si complica. Quindi io credo che al primo episodio non complicato il paziente non vada operato. Un tempo c'era la regola del 3, al terzo episodio si operava. Oggi non c'è più nessuna regola, si fa caso per caso parlando col paziente. Che tipo di vita ha, dove si può trovare. È chiaro che se uno fa un inviato come lei, giornalista nel terzo mondo e ha avuto più episodi di verticolite, può anche essere che a un certo punto al terzo episodio si scelga in elezione di operarlo. Come avviene l'intervento chirurgico? In cosa consiste? Allora, l'intervento chirurgico oggi si cerca di eseguirlo quando è possibile per via laparoscopica. Nelle forme meno complicate si riesce a ricostruire l'intestino senza mettere il sacchetto. Questo è un po' l'obiettivo iniziale e specialmente nelle persone più giovani dove si può agire anche in maniera complessa, ma ammettendo anche la possibilità che la situazione non si risolva col primo intervento e si debba reintervenire, si può agire così. Purtroppo nella persona anziana che ha una peritonite, una perforazione, l'intervento è in prima istanza una colostomia, perché prima si salva la vita al paziente e poi si valuta se si può ricanalizzare. In una forma meno grave nel giovane si può provare a fare l'anamastomosi, magari con una protezione a monte, in maniera tale da chiudere subito l'intestino e ricanalizzarlo e non sottoporre la persona a un altro intervento chirurgico. Però sempre con cautela e tenendo sotto controllo il paziente, che sappiamo essere un paziente a maggior rischio rispetto a tanti altri interventi all'intestino. Una volta effettuato l'intervento chirurgico, il problema è chiuso o possono esserci delle recidive? Ci sono delle recidive. 10-15% dei pazienti è evidente che in altre sedi si possono sviluppare dei verticoli. Anche su questo argomento bisogna essere chiari col paziente, perché il paziente pensa magari ho avuto una diverticolite, operatemi, tanto oggi va sempre bene, che poi non succede. Quindi bisogna un pochino spiegare la complessità e prendere delle scelte, fare delle scelte condivise col paziente che sa che strada può trovarsi di fronte. Possiamo dire che è un intervento che ha un certo rischio? Sì, ma non perché è tecnicamente difficile, perché la condizione è
diciamo, nella struttura del paziente che è difficile. Le pareti intestinali di un paziente che ha avuto episodi di diverticolite non sono delle pareti sane, sono pareti malate, hanno poca resistenza e quando vai a dare i punti spesso i punti possono non tenere. Quindi questo è il motivo per cui è una malattia che si complica più facilmente che per esempio per un intervento per tumore, dove sopra e sotto il tumore le pareti intestinali sono normali. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, io sono Paola e parlo da Dossona. La mia domanda è un po' più semplice, però mi incuriosisce. Allora, chi ha i diverticoli, al di là della dieta e tutte queste cose che il medico e il dottore ha detto che sono giustissime, vorrei sottolineare l'importanza, e mi deve dare una risposta se è possibile, l'importanza dell'evacuazione. Cioè come aiutare a evacuare e quindi liberare anche l'intestino da tutte queste feci in pratica che bloccano la situazione. Non so se è una domanda molto intelligente, però io la faccio lo stesso. La ringrazio. Ha fatto benissimo, grazie signora Paola. Le rispondiamo però, abbia pazienza, subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Resti lì e restate là anche voi, tra poco. Continuiamo a parlare ad ore 13 salute di diverticolosi. Ci siamo lasciati con la signora Paola di Dosson che chiedeva, oltre a, dottor Benvenuti, ad una dieta corretta, se anche una corretta evacuazione può facilitare, può aiutare, può essere una misura di prevenzione e quindi proprio essere regolari, e se uno non è regolare che cosa fare in tal senso? Allora, la domanda è assolutamente pertinente. Per fortuna già l'aggiunta di fibre alla nostra dieta regolarizza l'intestino, perché la prima causa di stitichezza è il consumo basso di fibre che ha la popolazione oggi. Io credo che non è facile dare dei numeri, ma per esempio 30 grammi di fibre, che vuol dire le 5 porzioni giornalieri di frutta o verdura ai pasti, cioè vuol dire o frutta o verdura durante i 3 pasti principali, magari associando pane integrale invece che a pane bianco raffinato, è già una misura sufficiente. Si può poi ricorrere a delle fibre aggiuntive che si trovano in farmacia, ma credo che vadano fatto quando questa manovra non funziona e successivamente si può anche andare a fare una misura aggiuntiva che comunque è costosa. Nei pazienti che nonostante questo comportamento alimentare non modificato non raggiungono una regolarità dell'alvo, in tal caso si può ricorrere ai lassativi. Ecco, se il lassativo migliori i sintomi dei diverticoli e il rischio, questo noi non lo sappiamo. Oggi nessuno studio ha ancora indagato questo aspetto qui. Se un paziente viene regolarizzato con le fibre sappiamo che un risultato lo abbiamo, ma se il medesimo risultato lo si ottiene solo con il lassativo, non so dire in questo momento, non perché non conosco l'argomento, ma perché non ci sono dati scientifici. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Valeria. Ti volevo chiedere al medico, io ho fatto la coloscopia il 21, quella con il screening normale che ti fanno fare dopo i 60 anni. Oltre a un po' di diverticolite mi hanno trovato 2 polipi. Siccome ho avuto già un carcinoma al seno, possono essere 2 tumori perché sto vivendo giorni molto difficili. Grazie e buongiorno. Una domanda immagino difficile a cui rispondere non avendo il referto sotto mano, dottore, quello che possiamo Posso rispondere. essere solo generale ovviamente, non conoscendo il caso particolare. Prima sappiate che le persone che hanno polipi sopra i 50 anni sono il 25% della popolazione. Questo per dire che avere un polipo non vuol dire avere un tumore. È chiaro che c'è un passaggio dal polipo al tumore nel corso degli anni, non è regolare, è eccezionale, la maggior parte dei polipi si ferma, ma una parte avanza, quindi una buona pratica medica è quando li incontri nella coloscopia e levarli.
Se sono polipi benigni e se i polipi sono stati asportati, diciamo in qualche modo il rischio è notevolmente, diciamo, non dico azzerato, ma abbattuto, e vengono poi suggeriti di solito o dal medico di famiglia o dallo specialista i controlli, che di solito sono tra 3 e 5 anni in base alla grandezza e alle caratteristiche del polipo. Ecco, il fatto che la signora dica che sono stati anche diagnosticati dei diverticoli, non c'è una concomitanza tra l'una o comunque la formazione di diverticoli che possa poi causare anche una insorgenza? Posso solo dire quello che si sa nella comunità scientifica. Allora, se la diverticolosi è semplice e non complicata, la probabilità di avere patologie tumorali, sia benigne che maligne, è uguale alla popolazione che non è affetta. Quando la forma si manifesta in maniera complicata, con la diverticolite per esempio, il rischio è raddoppiato, come se in qualche modo, diciamo, ci fosse una componente legata a quella malattia tumorale che porta all'aggravarsi dei sintomi dei diverticoli. Per cui noi invitiamo chi ha avuto una diverticolite che non abbia fatto subito poco prima o negli anni precedenti, ma vicini, 2 o 3 anni precedenti, una colonoscopia, invitiamo a distanza di tempo, circa 40-50 giorni, fare una colonoscopia. Tornando ai corretti stili di vita, alla corretta alimentazione, chiudiamo il cerchio. È bene per chi soffre di diverticolosi, per chi ma anche per chi non ha nessun tipo di disturbo, non gli è stato diagnosticato, seguire un corretto stile di vita onde evitare. Quindi una dieta ricca di fibre, quindi frutta, verdura, idratarsi, anche bere molto. Allora, giustamente queste sono le prime 2 manovre più note alla popolazione: aumentare la dieta in fibre e bere tanta acqua. Diciamo che funziona più la prima che la seconda, questa per capire dove siamo. Però, diciamo, se dobbiamo seguire tutte le cose, un corretto peso corporeo, perché regolare il peso corporeo è un altro fattore di rischio, perché l'obesità lo è, il giro vita grande lo è, quindi correggere le malattie metaboliche, ipertensione e diabete, aumentare l'attività fisica, ma aumentarla, perché questo è un fattore, diciamo, protettivo non solo nei confronti dei diverticoli e delle loro complicanze, ma è un fattore protettivo nei confronti di tutte le altre malattie neoplastiche e cardiovascolari. Anche perché poi se si aggiungono alla diverticolosi altre patologie, poi il quadro si complica. Certo. Nel corso I soggetti che sono, diciamo, purtroppo i più frequenti clienti sono i pazienti anziani nelle comunità, e le terapie antibiotiche aggiungono il rischio di diverticolite, quindi anche le terapie antibiotiche vanno prese sotto controllo medico, cercando di non, diciamo, forzare la mano al medico se non è necessario, perché gli antibiotici impoveriscono la nostra flora intestinale. Quindi una flora che è molto diversificata, ricca e funzionante viene impoverita. Quella flora lì è un pericolo per la persona, perché un cambiamento della flora intestinale non dà solo problemi diverticoli, ma dà cambiamenti metabolici e infiammatori. Tra i cambiamenti della flora intestinale sono oggi, diciamo, imputati come causa di diabete e altre malattie metaboliche. Possiamo dire che una giusta attività fisica, quindi non semplicemente la passeggiata nel fine settimana, ma comunque un'attività fisica regolare, e come deve essere? È sufficiente una passeggiata di 30 minuti? Spesse volte si dice che basta una passeggiata di mezz'ora per... È una forma di prevenzione quasi perfetta, diciamo così. Allora, 30-40 minuti al giorno. 30-40 minuti al giorno di attività aerobica, che vuol dire camminare, correre o andare in bicicletta, sono suggerite. Oggi ci sono anche delle evidenze che anche l'attività un po' forzata, chiamiamo quella di palestra per intenderci, riduca soprattutto il rischio cardiovascolare. Quindi noi diciamo alle persone, perché è difficile poi mobilizzare per la prima volta persone molto anziane, ma le buone abitudini devono cominciare presto. L'attività fisica fa parte, come il lavoro, come gli affetti, come tutto, della vita quotidiana e va introdotta. Cibi da evitare? Allora, i cibi da evitare sono, diciamo, quelli negativi, le carni rosse, i formaggi in particolare, le carni rosse soprattutto. Si è visto che le carni rosse cambiano la flora intestinale, la impoveriscono come gli antibiotici.
Quindi bisogna, diciamo, cercare di avere una dieta equilibrata dove certamente le proteine hanno la loro parte, piuttosto prendere proteine da altri, diciamo, animali, tipo il pesce per esempio, qui che siamo non lontano dal mare, dove le proteine si associano a molti altri componenti come acidi grassi polinsaturi, omega 3 eccetera, che sono protettivi nei confronti, diciamo, delle malattie cardiovascolari e tumorali. E i formaggi? I formaggi hanno un ruolo ma non così severo come le carni rosse. Certamente i formaggi, diciamo, sono per la componente grassa degli alimenti che aumentano lievemente il rischio, ma non in maniera significativa. Sono soprattutto le carni, gli affettati, i salumi. Sapete che recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità le ha messe come fattore oncologico tipo 1 come il fumo. Dieta mediterranea, i carboidrati hanno un ruolo importante, che ruolo invece giocano per questo tipo di patologie o comunque nella nostra vita? I carboidrati, cioè il pane e la pasta, vanno presi, ma cercando di prendere possibilmente prodotti integrali che contengono fibre. Questo è importante. E tornando un attimo Volevo solo aggiungere, Prego, tanto che lo dottore. sappia la popolazione, se lei prende un carboidrato integrale, avverte il senso di fame molto dopo che non se lo prende raffinato, proprio perché i mediatori che danno i batteri che si alimentano con gli prodotti con le fibre contenute dicono attraverso segnali metabolici hai senso di sazietà, mentre i cibi contenenti carboidrati raffinati danno questo stimolo molto più tardivamente, quindi il paziente è indotto a mangiare di più. Quindi integrali, non senza glutine, non è fondamentale. Il glutine è solo quelli che hanno la celiachia, ecco, quindi. Non è, diciamo, non Stiamo parlando influisce. solo di prendere delle paste o del pane con contenuto in fibre maggiori. Per quanto riguarda le verdure, va bene in qualsiasi modo, cotte, crude o o è meglio scegliere un tipo? Ci sono delle bufale o delle fake news, oggi si dice. Una di queste, le verdure, i semi li posso mangiare, la verdura fa bene. Vi dico solo una cosa, nelle diverticoliti acute, quelle come ha avuto la figlia della signora che ha detto prima, hanno fatto degli studi. In pazienti hanno dato il riposo, diciamo, intestinale, quindi la dieta endovenosa, in attesa che si risolvesse, oppure li hanno fatti mangiare liberamente. I risultati sono identici. E Quindi per sorprendere che sì. diciamo, la medicina e la salute diciamo, ha sempre dei risvolti un po' anche interessanti. Quindi, tanto più noi facciamo le cose che fanno bene, lo fanno bene sempre. Ecco. Quindi perché vedo molti pazienti che dopo che hanno avuto la diverticolite incontrano il chirurgo che di solito non ha molto cultura, vi devo dire, sull'argomento, gli fa fare la dieta senza scorie e stanno 2 o 3 mesi senza scorie, nessuna evidenza, anzi addirittura gli americani, che sapete hanno delle diete particolari, hanno fatto gli studi sui popcorn e le noccioline, riducono il rischio. Quindi ci sono delle sorprese. Bisogna diciamo, quindi non si finisce prepararsi mai. A questo tipo. Quindi anche la verdura basta assumerla, non importa se cotta, cruda, di stagione naturalmente, che è fondamentale. In generale la verdura non troppo cotta ha più vitamine, ecco, questo per sapere la differenza tra la verdura cotta e la verdura cruda. Un po' il consiglio e un po' anche il cambiamento che avete visto, che vediamo anche nelle cucine, anche nei ristoranti, è di non cuocere mai tantissimo la verdura, perché la verdura, la frutta è ricca in vitamine, se noi la cuociamo ad alte temperature per lunghi periodi queste vitamine vengono denaturate e quindi ne assumiamo una quantità notevolmente inferiore. Siamo ormai in chiusura, abbiamo pochi secondi. L'ultimo messaggio: si può convivere con i diverticoli, si può convivere con la diverticolosi, anche con la diverticolite, naturalmente sempre sotto controllo medico, quindi con controlli. È importante però volerci bene e quindi seguire uno stile di vita, una dieta con attenzione e anche per prevenirlo. Questo è il messaggio finale che possiamo mandare. È condivisibile. La gente ormai sa queste notizie, sono molto diffuse, bisogna applicarle, è questione anche di forza di volontà, ci sono anche delle ottime terapie, alle volte sono più integrazioni
dell'alimentazione, come abbiamo visto, che vere e proprie terapie che non hanno effetti collaterali. Con il proprio medico i casi più severi si possono risolvere ricorrendo a proprio questi antibiotici che abbiamo detto di parete intestinale, non sistemici, non quelli che prendiamo quando abbiamo la polmonite, eccetera, e cercare anche di non ricorrere a quei farmaci quando non è necessario, che specialmente nelle persone debilitate e anziane, se utilizzate a sproposito, ci espongono solo a delle complicanze e non a dei vantaggi. Spesso per pigrizia o perché la vita quotidiana ci porta ad una frenesia si preferisce magari sopperire alla mancanza con prodotti chimici, perché magari la verdura bisogna cucinarla, bisogna lavarla, la frutta bisogna andarla a comprare, invece è sempre preferibile lasciarla Certo. come ultima. Certo, è sempre preferibile. La natura ci ha impiegato centinaia di migliaia di anni a integrarsi con gli organismi viventi. Noi non riusciremo mai a fare quello che la natura ha già fatto. Grazie al dottor Stefano Benvenuti, direttore dell'unità operativa complessa della gastroenterologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, per averci aperto uno scenario che probabilmente solo chi era interessato da questo problema era a conoscenza. Abbiamo capito molto di più della diverticolosi, dei diverticoli. Grazie a voi per averci dato uno spunto in più di discussione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.